La regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, dissesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue, sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però ci ricordiamo anche, dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri, ovviamente l'attenzione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione, prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi.